Benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Se sei un appassionato sostenitore dell'azzurro e desideri restare informato sulle ultime notizie e analisi della squadra di calcio italiana, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e di lasciare un mi piace per sostenere i contenuti. Il Napoli ha manifestato interesse per Antonio Conte, l'ex allenatore del Tottenham. La notizia ha scosso la scena calcistica italiana, poiché il club sta seriamente considerando di ingaggiare Conte come sostituto di Walter Mazzarri. Le speculazioni su un possibile cambio di allenatore sono emerse dopo l'ultima deludente sconfitta nel campionato italiano, che ha lasciato i tifosi del Napoli frustrati. La recente sconfitta per 3-0 contro la Torino ha prolungato la serie di risultati negativi della squadra di Mazzarri, aumentando la pressione sul tecnico FITALEANO. Fonti vicine al direttivo del Napoli hanno rivelato che Antonio Conte è diventato l'obiettivo principale per ribaltare la situazione. Conte è un nome rispettato nel mondo del calcio, con un track record di successo in Italia, avendo allenato alla Juventus e all'Inter, dove ha vinto titoli di Serie A. L'interesse del Napoli per Conte è nato dopo il travagliato periodo dell'allenatore italiano al Tottenham nella scorsa stagione. Nonostante la sua breve permanenza in Premier League, Conte ha lasciato il segno, e la sua esperienza nel gestire sfide in club di alto livello è vista come un'importante risorsa per il Napoli in questo momento critico. La possibile sostituzione dell'allenatore è oggetto di discussione interna al Napoli, ma il direttivo non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale. Nel frattempo, Walter Mazzarri è sotto pressione per invertire il trend negativo della squadra e mantenere la sua posizione. Tuttavia, le voci riguardanti l'eventuale arrivo di Conte stanno guadagnando slancio. I tifosi del Napoli attendono con impazienza lo sviluppo di questa storia, sperando in una svolta nella stagione di Serie A e una nuova direzione sotto la guida di un rinomato allenatore come Antonio Conte.